Ma un secondo, ma che cosa abbiamo visto? Ma che cosa abbiamo visto? Ma che cosa abbiamo visto? Ragazzi, qua a parte la fede, a parte tutto, ragazzi, la partita di stasera è stata una delle cose più belle che abbia visto. Boh, parlando di calcio, tutta la mia vita, ragazzi, vedere Cristiano Ronaldo giocare no, è uno spettacolo per gli occhi. Lasciate stare fede, napoletano, milanista, interista. Ragazzi, ragazzi, fa paura. Per favore, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Poi, ora, prima che iniziate tutti qua a dire, prima cosa, voglio vedere ora i Juventini che mi insulteranno perché quando parlo male mi insultano, però quando parlo bene, ovviamente sono il migliore. Comunque, partendo dal presupposto che ci ho messo 10 minuti buoni per rivedere questo episodio, quindi non era ovvio, voglio parlare di rigore perché ovviamente tutti volete sapere il rigore. Il rigore ci stava, ragazzi, ci stava. Riguardando il replay di Sky, sinceramente, all'inizio sembrava non ci fosse. L'ho ripreso, l'ho rimesso al rallentatore, ma tante volte. E si vede che prima che Bernardeschi inciampasse, c'è stato un contatto piccolo tra la gamba destra, mi sembra, di Jimenez, credo che fosse, con il polpaccio di Bernardeschi. Un contatto minimo, ma che a quelle velocità ti fa cadere, ti fa cadere. Starete vedendo il video pure qua. Se notate, c'è un tocco piccolo, col parastinco, credo, perché ora non ce l'ho sott'occhio, non lo posso rivedere, che testimonia, ragazzi, il fatto che il rigore c'era, c'era, quindi già tifosi napoletani antisportivi, interisti, mianisti antisportivi, perché per fortuna ci sono anche gli sportivi, non venite a scrivere qua sotto niente sul rigore c'era perché c'era tutta la vita. Ma poi, ma Cristiano Ronaldo, ma che cos'è? Ma che cos'è? Ragazzi, sono emozionato. Sono emozionato io. Ma posso essere emozionato io per una partita della Juve? Sono emozionato. Sono emozionato. Ma che squadra è? Ma che squadra è? Che poi vogliamo parlare? Errori arbitrali che secondo me ci sono stati, per esempio col Napoli. Però non mi potete venire a dire che il campionato è rubato, ragazzi, perché stanno a più 20. Per esempio. Poi vai a giocare queste partite e te la risolve il campione. L'anno scorso la Juve, parliamoci chiaro, non sarebbe passata. Per me l'anno scorso la Juve non sarebbe passata perché i gol di oggi li ha fatti Cristiano Ronaldo, ma non grazie a cazzo, guarda. Ci sta il tabellino, li ha fatti Cristiano Ronaldo. No, li ha creati Cristiano Ronaldo, ragazzi. 2 su 3 perché il terzo Bernardeschi ha fatto una cosa della Madonna. Bernardeschi, Spinazzola, oggi ragazzi tutti bravissimi i giocatori della Juve, tutti. Chiellini, vabbè, ha fatto un po' la maschera con Morata. Io non capisco tutto questo astio tra Morata e la Juventus, sinceramente. Però vabbè, ragazzi, 3-0 all'Atletico in questo modo, questi sono dei marziani. Questi sono dei marziani. Se non riescono a vincere la Champions quest'anno, ragazzi, è per sfortuna, perché veramente stanno 10 livelli sopra tutti. È qualcosa di incredibile. Io, boh, veramente sono rimasto senza parole. Sono contento di aver assistito a una partita del genere, sinceramente, perché questo è il calcio. Questo è il calcio. A me piace il calcio. E niente. Quindi, ragazzi, solo applausi. Bravi, 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 bravi. Questo è uno spot per il calcio. La partita di stasera, studiatevela sui libri, perché ragazzi, questa è una partita fatta da campioni. Bello.